anche un'azienda, ma dietro quell'azienda c'è un uomo che ho sempre stimato per caparbietà e creatività, per rispetto anche. E quindi stasera sono felicissima che in questa occasione ho avuto modo di dire a lui è Riccardo D'Urso, e viceversa, Riccardo D'Urso dire lui è il grande Innocenzo Luchino che ha ideato Ciomod. E quindi la nostra quarta stella va a Ciomod. Lascia parlare lui. Buonasera, buonasera a tutti. Insomma, per me Riccardo, sei arrivato da un cancello così all'improvviso, ci siamo guardati, abbiamo sorriso assieme e abbiamo raggiunto un feeling. Sì, per me il lusinghiero, dopo aver sentito il dottor Campisi che ha una vita che lavora laborioso con un'azienda spettacolare, e poi dice che insomma Marzamemi lo fa sottolineare. Noi dovremmo dire Modica e dovremmo sottolinearlo, visto che comunque siamo produttori, oltre che dei liquori, anche di cioccolato. E sul cioccolato potremmo aprire voragini che non stiamo qui a raccontare. Di certo bisogna avere grande rispetto dalle persone che hanno dato l'opportunità che il cioccolato di Modica diventasse grande, che diventasse l'unico IGP in Europa, e ognuno fare la propria strada, così come quella che ti ho rappresentato quando ho avuto piacere a te e tutto lo staff di potervi avere dentro casa Ciomod. Se questo è un buon inizio, dico che sono partito nel migliore dei modi, no? Sì, arrivare poi da oltreoceano, da Tokyo, veloce passando per Napoli, se ho capito bene, e immediatamente a Modica, beh, forse sei atterrato, o meglio, sei arrivato col camper nei tesori nascosti, quelli dei piccoli grandi artigiani che oggi hanno voglia di parlare di un territorio che ha bisogno di grande rispetto e di farlo conoscere oltre al cappello e alle bratelle e alla lupara, che insomma ormai sono passati abbastanza di moda, quindi c'è veramente grande e tanto da fare. L'ospitalità, le materie prime e il rispetto di questa terra, di questa amata e dannata terra, e poi ritorna di nuovo amata, è quello con cui tutti i giorni ci confrontiamo, e avremo piacere se i tesori d'Italia ci danno sostegno per poterla fare conoscere al meglio. Grazie. Grazie Innocenzo Luchino. Eh sì, come diceva Brancati, terra di incanti e di contraddizioni, ma noi andiamo sugli incanti.